Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Emergenza migranti. Dopo alcuni giorni di tregua ripresi gli sbarchi a Lampedusa, il movimento della macchina dell'accoglienza nel racconto del nostro inviato sull'isola. Guerra globale ai trafficanti di esseri umani. Dalla conferenza ONU in corso a Palermo il ministro Nordio conferma la linea dura del governo. Piantedosi dice fermare il business miliardario. Ieri nel palermitano l'ennesima morte sul lavoro, insorgono i sindacati, un dramma inaccettabile, chiediamo l'omicidio colposo per queste tragedie. Maxi discariche abusive nel Messinese, rifiuti pericolosi sversati nel greto di due torrenti, indagati in 66 tra imprenditori e cittadini incivili ripresi dalla videosorveglianza. Domenica arriva il salva spesa con sconti sui beni di prima necessità, ma la bolletta della luce nei prossimi 3 mesi sarà più cara del 18%, cittadini indignati. Il sindaco di Catania Trantino a Buongiorno Sicilia. I controlli nelle strade mancano per il dissesto ereditato. Non possiamo assumere i vigili che ci vorrebbero. Aspettiamo i fondi che ci ha garantito Roma. Il calcio, Catania e Messina pronte alle sfide di domenica contro Casertana e Avellino. Rossazzurri e giallorossi puntano a riscattare le sconfitte dell'ultimo turno. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale collegandoci con Lampedusa. A Lampedusa, come appunto da previsione, sono ripresi gli sbarchi e naturalmente il tutto è legato proprio alle condizioni del mare che sono favorevoli alla possibilità di traversate. Dopo 8 giorni stamattina i primi sbarchi, e ci racconta proprio quella che è la macchina dell'accoglienza subito messa in moto sull'isola, il nostro inviato che vedo collegato, Luca Ciliberti, a te. Siamo davanti alla Porta d'Europa a Lampedusa, la Porta d'Europa a Lampedusa. Questo è il punto più a sud d'Italia. Oltre qui l'Europa arriva a Malta, dove in questo momento Giorgia Meloni sta incontrando i leader dei paesi del Mediterraneo per trovare una strategia comune per fermare l'esodo che arriva davvero da ogni parte del sud del mondo, soprattutto dal Nord Africa. Sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa. Era un'unicità quello che è successo in realtà per una settimana, per 8 giorni, perché non erano arrivati i barchini proprio per le condizioni del mare avverse. È ripartita invece la macchina dell'accoglienza perché proprio stamattina sono arrivati i primi migranti. Un primo barchino all'alba con 17 migranti, tutti tunisini, quindi partiti insomma dal nord della Tunisia, sono arrivati, sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza, sono stati portati qui al molo Favaloro, e sempre al molo Favaloro sono arrivati poco dopo, intorno alle 9:38, bengalesi. Questi erano in condizioni davvero preoccupanti per chi li ha soccorsi, per la Croce Rossa che è sempre lì sul posto ogni volta che c'è uno sbarco, e l'UNCR, che sono appunto coloro che si occupano di rifugiati, ma ci sono tantissime associazioni di volontari che qui lavorano ogni giorno per garantire un'accoglienza degna di tale nome. Dicevo, questi bengalesi, molti erano in ipotermia, sono stati curati e portati anch'essi al centro d'accoglienza. Poi altri 38, anzi 34 scusate, sono partiti da Zoara in Libia e sono arrivati a Lampedusa a metà mattinata, appunto trainati dalla capitaneria di porto, dalla motovedetta CP 281. Stiamo vedendo le immagini di quest'ultimo sbarco. Erano tutti siriani, meno uno che era sudanese, e insomma adesso sono stati anche questi portati al centro d'accoglienza. Si ritorna alla normalità in qualche modo qui a Lampedusa, perché insomma gli sbarchi, come avevamo detto,
si erano fermati per il maltempo. Arrivano anche notizie e vi diamo notizie appunto di un'agenzia battuta poco fa, un'agenzia che riguarda un barcone speronato dalle motovedette libiche. Sembra ci siano dispersi, sono andati lì a vedere le condizioni, appunto le associazioni dell'ONG non hanno trovato nessuno, però arriva anche questo dal mare. Vi diamo anche un'altra notizia del Tribunale del riesame di Palermo che diciamo ribaltando un po' quella che era la tesi del Tribunale di Agrigento, appunto ha condannato per pirateria. Questo è un caso, diciamo, succede anche questo nei nostri mari. Diciamo, un barchino è stato avvicinato, gli è stato sequestrato il motore, in cambio di un arrivo a un approdo sicuro, ovvero a Lampedusa, gli sono stati chiesti soldi e cellulari. Da questo e di questo si assiste quando guardiamo questo mare, e adesso c'è a largo la nave Diciotti che sta perlustrando perché in serata sono attesi altri arrivi proprio dal Nord Africa. A te la linea. Riprendo la linea, grazie a Luca Ciliberti che peraltro, lo ricordo, tornerà in diretta su questa rete a partire dalle 14:30. Il nostro focus sarà dedicato interamente a Lampedusa, con tanti momenti dedicati alle interviste, alle storie, non solo naturalmente di chi sta in qualche modo muovendo la macchina dell'accoglienza, ma ci saranno tanti momenti dedicati alle storie dei cittadini di Lampedusa che naturalmente si muovono in una isola che in questo momento è ovviamente sotto gli occhi del mondo. Quindi appuntamento alle 14:30 in studio Angelo Gagliano, è sempre collegato il nostro Luca Ciliberti. E intanto questa mattina a Palermo, nell'aula bunker del carcere del Lucciardone, la conferenza ONU sul crimine, al via i lavori per il 20ennale della Convenzione proprio all'interno di quest'aula. Il tema è il contrasto all'immigrazione clandestina, presenti il ministro Nordio e Piantedosi. Sentiamo Marco Gullà. Il ricordo di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino si sono aperti così, con l'omaggio del ministro della giustizia Carlo Nordio, i lavori per il 20ennale della Convenzione ONU a Palermo all'interno dell'aula bunker del carcere Ucciardone. Il tema che i ministri Nordio e Piantedosi assieme a 30 colleghi di altri paesi hanno affrontato è quello della lotta all'immigrazione clandestina, al traffico di esseri umani. Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi un affare da 6-7 miliardi di euro per le mafie. L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine stima inoltre che a livello globale il business del traffico dei migranti generi affari per 6-7 miliardi di euro l'anno, a cui vanno aggiunti i proventi ottenuti dal successivo sfruttamento delle vittime con il racket della prostituzione, del lavoro nero, dell'accattonaggio. Piantedosi nel corso del suo intervento ha aggiunto: nessuno Stato può accettare che la criminalità organizzata determini le politiche migratorie nazionali né che vengano praticate ignobili forme di schiavitù moderna. La Convenzione di Palermo, con la sua lungimirante visione, ha consentito di rafforzare la nostra capacità effettiva di prevenzione e di contrasto ai crimini gravi e organizzati. Per il ministro Nordio invece bisogna ingaggiare una guerra globale ai trafficanti di esseri umani. Noi dobbiamo ingaggiare una guerra totale, globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Il ministro Piantedosi ha tenuto incontri bilaterali con Libia, Tunisia, Somalia e Nigeria con l'obiettivo di creare dei corridoi di rimpatri assistiti per tutti quei migranti irregolari. L'ennesima morte sul lavoro ieri con un operaio schiacciato da un solaio a Belmonte Mezzagno nel Palermitano. L'allarme arriva dai sindacati, è un dramma inaccettabile, chiediamo, dicono, l'omicidio colposo per queste morti. Giusy Lazzara. È lunga la scia di morti sul lavoro in Sicilia, sono 27 dall'inizio dell'anno. Ieri è rimasto schiacciato sotto un solaio Filippo Ciancimino. L'operaio di 63 anni stava lavorando alla ristrutturazione di una palazzina a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. I primi a intervenire i vigili del fuoco, che hanno cercato di liberarlo dalle macerie che non gli hanno dato scampo. Il tema qui è la vita e la salute dei lavoratori. Abbiamo proposto in questi giorni come organizzazione sindacale quella di definire omicidio colposo le morti sul lavoro. Quindi su questo noi auspichiamo, in un confronto con il governo sia regionale che nazionale, che veramente dia un segnale forte
rispetto ormai a un dramma che, ripeto, è inaccettabile e che non può più concludersi o espletarsi soltanto con delle dichiarazioni appunto a mezzo stampa e poi dopodiché il nulla. È triste il bilancio e solo per citare gli ultimi casi mortali. Il 14 settembre un ufficiale di 29 anni di Messina della Caronte Tourist è rimasto vittima dell'incidente nel porto di Salerno. Ferito con un altro collega, sono stati travolti da un mezzo pesante mentre manovravano sulla banchina del porto. E il 30 di giugno un operaio catanese è morto mentre scaricava materiale da un'autocisterna in un'azienda del Siracusano. Per Carmelo Musumeci, 59 anni, non c'è stato nulla da fare. E nel Messinese ci sono ben 66 indagati per abbandono di rifiuti. Sono titolari di imprese o di attività che preferivano gettare tutto, rifiuti anche pericolosi, nei torrenti Mele Patry piuttosto che conferire in modo regolare. Sequestrati anche 14 mezzi, ma pensate ci sono anche 31 residenti della zona che sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Francesco Triolo. Sversavano rifiuti nei torrenti senza alcuna cura dell'ambiente e delle norme. In tema di smaltimento sono 66 gli indagati tra imprenditori e cittadini nel Messinese nell'ambito di un'operazione condotta dai carabinieri a seguito delle indagini della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal procuratore capo Giuseppe Verzera, che ha disposto anche il sequestro di 14 autocarri del valore complessivo di oltre 1 milione di euro appartenenti a diverse ditte della zona, nonché la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per la durata di 1 anno a carico del titolare di un'impresa. 2 i procedimenti nell'ambito dei quali si stanno effettuando da questa mattina perquisizioni e sequestri. I reati sono quelli di realizzazione di discarica abusiva, combustione illecita di rifiuti e abbandono di rifiuti. Le indagini hanno documentato numerosi sversamenti illeciti di rifiuti nei greti dei torrenti Mele e Patry. A finire nel registro degli indagati titolari di imprese del settore edile, della lavorazione del legno, di prodotti agricoli, del commercio del ferro e del trasporto merci, oltre a ristoratori, proprietari di officine meccaniche, attività commerciali e cittadini residenti della zona. Attraverso l'analisi di numerosi video acquisiti con l'utilizzo di telecamere nascoste nei pressi dei 2 corsi d'acqua sono state accertate le condotte degli indagati, quali, come evidenziato nei provvedimenti giudiziari del GIP, hanno concorso in uno scempio del territorio con la riduzione dei torrenti, sottoposti a vincolo paesaggistico e largamente prosciugati per lunghi periodi dell'anno ad una vera discarica, facendone oggetto di una selvaggia aggressione ambientale. Le immagini hanno documentato episodi dal maggio al dicembre 22 in più punti dei torrenti, in assenza di alcuna autorizzazione, venivano trasportati e sversati nei greti dei fiumi rifiuti di vario tipo, anche pericolosi, ed in particolare scarti delle attività di impresa, tra cui materiale edile, il ferro, legno, fino ad arrivare ai derivati della lavorazione di alimenti o prodotti da animali da allevamento. In alcuni casi i rifiuti, dopo essere abbandonati, erano stati addirittura incendiati con fiamme che avevano prodotto un'intensa nube di fumo e che non si erano propagate grazie alle non favorevoli condizioni meteorologiche. I titolari, secondo quanto scritto nelle ordinanze dei GIP, erano consapevoli di non seguire le procedure affrontando i relativi costi normativamente previsti per lo smaltimento dei rifiuti. Nei 2 procedimenti penali sono indagati anche 31 residenti della zona, sorpresi dalle telecamere dei carabinieri mentre, utilizzando le proprie autovetture, gettavano rifiuti di natura domestica. Dovranno rispondere del reato di abbandono di rifiuti. Il caro spesa, da domenica scatta il trimestre con prezzi più bassi per fronteggiare la crisi. Pane, pasta e latte, i prezzi andranno giù sicuramente, però in compenso aumenterà la bolletta della luce. Abbiamo sentito i catanesi, lo ha fatto per noi Tonino De Mana. Arriva il salvaspesa, l'ultima trovata del governo Meloni per fronteggiare l'inflazione, ma dall'altro lato aumenta del 18% la bolletta della luce. Italiani sempre più poveri su un'altalena di prezzi che spesso va verso l'alto, ma quando scende non entusiasma la gente. Da domenica carrello della spesa più leggero con i beni di prima necessità, pane, pasta, latte, ma anche prodotti per la cura della persona che costeranno il 10% in meno. Lo dice lei, la Meloni? Qua non mi sembra che funzioni così. Andiamo a fare la spesa ed è insostenibile, credo, un po' per tutti. Male, non ci arriviamo a fine mese. Ci sono delle cose che magari evito di comprare perché poi diventano un lusso che non ci possiamo permettere. Per esempio? Per esempio il pesce, certi tipi di pesce ovviamente. 5 lettere e una parola inizia con la C.
costi. Io avevo pensato crisi. Crisi, anche crisi, sì. E aumentano le bollette del 18%, ora che arriva l'inverno. Mia suocera 150 euro, cioè è arrivata una bolletta, una persona sola, persona anziana, con una pensione di 600 euro, se non ci fossero i figli. Non so come potrebbe fare. C'è un tempo nei genitori che mantenevano i figli, ora è il contrario. È al contrario, purtroppo così. Il provvedimento del governo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023, ma non si esclude una proroga. A Buongiorno Sicilia, il sindaco di Catania Trantino ha fatto il punto sull'attuale situazione finanziaria del comune. I controlli nelle strade mancano per il dissesto ereditato e ha dichiarato Trantino, lo sentiamo tra poco, non possiamo assumere i vigili che però appunto ci vorrebbero davvero. Sentiamo. La città, secondo il sindaco Trantino, che a Buongiorno Sicilia fa il punto sulla situazione finanziaria e amministrativa partendo dal dissesto. Stiamo chiedendo a Roma e aspettiamo risposte. Poco fa ho mandato un messaggio a Palazzo Chigi, attendiamo anche di vedere se possiamo ottenere delle risorse per compensare un divario che si è creato fra la città di Catania e altre città che sono capoluogo di provincia, nonché città metropolitane, che in passato hanno ricevuto fondi strutturali che invece Catania non ha ricevuto perché era in dissesto. Catania più sicura, lo chiedono in tanti, e il sindaco Trantino sulla carenza dei vigili urbani. Mancano 600 vigili e in più quelli che ci sono per la quasi totalità, 200 su 245, hanno una media età di 61 anni, quindi comprendiamo qual è la condizione. Non possiamo assumere perché non possiamo fare concorsi, perché noi possiamo fare concorsi avendo una capacità assunzionale rapportata alla capacità finanziaria. Un comune in dissesto non può fare concorsi. Anche sui rifiuti il sindaco ha annunciato che è stato firmato il nuovo contratto con le ditte che si occupano della raccolta. E questo ci consente adesso di poter rimodulare questo contratto e pertanto in qualche modo dare delle risposte più immediate e più efficienti per quanto riguarda il tema angusto della sporcizia per le strade. Adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo tra poco. Parte di Sicilia 24 è Carmelo Grasso, il nuovo presidente del Comitato dei Festeggiamenti a Gatini. La nomina dell'imprenditore sessantenne, da sempre impegnato nel sociale, fervente devoto di Sant'Agata, è stata formalizzata assieme ai nuovi componenti dell'intero comitato dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, e dal sindaco Trantino. E oggi è la giornata appunto mondiale del cuore. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel nostro paese e proprio oggi si parla di questo argomento perché da lunedì a mercoledì a Catania ci saranno screening gratuiti in piazza Università, medici e controlli in tenda. Francesco Aloi. 29 settembre è la giornata mondiale del cuore, un muscolo fondamentale per la vita che va sempre tenuto sotto controllo. Attenzione ai segnali di allarme, ma l'importante è prevenire, dice il professore Gulizia. Noi uomini paghiamo prima questo debito nei confronti delle malattie cardiovascolari, lo paghiamo fra i 30 ormai e i 50-55 anni. Prima donne. Sì, le donne che invece durante queste decadi sono protette dalla fertilità, dal bilancio degli ormoni estrogeni e progestinici, loro in questo momento hanno la possibilità di avvantaggiarsi, di poter avere più tempo per fare prevenzione. Il più grande femminicidio che c'è al mondo è quello dovuto alla cardiopatia ischemica nella donna dopo 15 anni della menopausa. Le malattie cardiologiche sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo. Superano di molto i decessi causati dai tumori. Un corretto stile di vita però può farci vivere meglio. A tavola frutta e verdura non devono mai mancare. Oggi bisogna insistere sul consumo massivo di frutta e verdura di almeno 5-7 colori, almeno 2-3 pasti al giorno, perché questo sicuramente salva vita, così come l'assunzione di cereali. La pasta bisogna un pochettino smitizzarla, la pasta si può cucinare. Importante anche l'attività fisica, 75 minuti a settimana, suggerisce il professore. Va bene anche una semplice passeggiata.
Facciamo delle belle camminate a passo veloce, lo possiamo fare tutti. Tra i principali fattori di rischio ci sono il tabagismo, la sedentarietà, la scorretta alimentazione e il sovrappeso. Da lunedì a mercoledì prossimi, Piazza Università a Catania, arriverà un jumbo truck per uno screening cardiovascolare gratuito, perché prevenire è sempre meglio che curare. E una equipe di sanitari volontari del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo del Bambin Gesù di Roma, che è in attività, lo ricordiamo, presso l'ospedale San Vincenzo di Taormina, insieme al team del Tajura National Heart Center di Tripoli, hanno operato al cuore i piccoli bambini affetti da cardiopatie congenite. È la prima missione umanitaria italiana che praticamente arriva dopo il cessate il fuoco, è fortemente voluta dal governo di unità nazionale libico. E ricordiamo naturalmente che l'equipe del centro di cardiochirurgia pediatrica del San Vincenzo è legata ovviamente al reparto di eccellenza che rischia la chiusura. Noi ci fermiamo ancora e in chiusura il calcio. Pagina dedicata allo sport in chiusura di telegiornale, intanto il calcio con Catania e Messina che hanno la testa agli impegni di domenica prossima. Giocheranno alle 14, le due sfide delle due siciliane di Serie C sono con Caserta e con l'Avellino. Il servizio. La voglia di riscattare la sconfitta contro il Foggia è un sentimento diffuso nello spogliatoio del Catania, dove c'è la consapevolezza di non giocare male, anzi di costruire buone trame, ma manca ancora qualcosa in fase offensiva. La trasferta di Caserta rappresenta un bel banco di prova perché l'avversario che i rossazzurri avranno di fronte è uno di quelli con più entusiasmo dopo il ripescaggio in C e nonostante nelle 4 partite disputate sinora abbia centrato sempre un pareggio. Anche nel recupero contro il Monopoli, dove ha segnato nuovamente Alessio Curci, uno degli ex della partita. Per Cangelosi sono arrivate buone notizie anche dai rientri di Carretta e Montalto, che hanno dimostrato di poter essere due elementi importanti. Tabbiani chiede un cambio di marcia, soprattutto nei risultati, e molto passa anche dalla vena degli attaccanti. La gara contro il Foggia ha lasciato strascichi in infermeria, con Livieri che dovrà stare fermo almeno un mese per un problema muscolare. Toccherà quindi a Letton e Beters difendere la porta rossazzurra. Cerca il primo acuto invece il Messina, che al Franco Scoglia affronterà l'Avellino. Modica ieri pomeriggio ha provato il 4-3-3 nell'amichevole disputata contro il Gia Virtus e finì a 2-0 per i peloritani con le reti di Luciani e Plescia. I dubbi per il tecnico giallorosso sono soprattutto sulle corsie difensive. Secondo me siamo sulla buona strada in termini di gioco, magari ci manca qualcosa a livello di risultato, ma alla lunga le prestazioni pagheranno e quindi sappiamo che se continuiamo in questo modo sicuramente ci toglieremo belle soddisfazioni. Diciamo che l'Avellino non c'ha solo Paterno, sicuramente Paterno è un ottimo giocatore, ma sono tutti forti davanti e noi cercheremo di fare il nostro meglio come sempre per cercare di arginarli. Da valutare nelle ultime sedute sono le condizioni di Giunta, Pacciardi e Firenze, che si sono allenati a parte. E domenica si alza il sipario sulla stagione dell'Orizzonte Catania, che punta allo scudetto e alla Coppa dei Campioni. Tonino De Mana. L'appetito vien mangiando, così l'insaziabile Orizzonte Catania si prepara a tuffarsi in vasca con l'obiettivo del 24esimo scudetto e soprattutto di una Coppa dei Campioni che nella ricchissima bacheca delle etnee manca dalla stagione 2007-2008 un po' troppo per il presidente Tania Di Mario. Una manca da tanto tempo e forse è un cruccio, no? È diventato quasi il nostro pallino, quindi la nostra maggiore attenzione è lì, però per tutto il resto non ci possiamo permettere di venire meno, insomma. Non finisce mai di stupire la 44enne Di Mario, che lo scorso anno non esitò a tuffarsi in vasca per dare il suo prezioso contributo. Forse è stata una delle parentesi più divertenti della mia carriera, ma qualcuno dice una crisi di mezz'età, io mi sono divertita un sacco, credo che come presidente sono stata più brava, quindi spero e sono convinta che non ce ne sarà bisogno.
Stimoli che non mancano all'allenatore Martina Miceli. Doppia responsabilità, perché vincere è bello, confermarsi è sempre sicuramente più difficile. In questo momento la partita col Cosenza, sicuramente i valori in acqua saranno diversi, siamo già concentrati, abbiamo una settimana di fuoco perché domenica Cosenza, mercoledì andiamo a Rapallo che si è rinforzata, non sarà assolutamente una trasferta facile, ma soprattutto sabato sera alla Piscina di Nesima abbiamo l'esordio in Coppa Campioni contro il Sant'Andreo, per cui quello è l'appuntamento più importante di questa prima parte del campionato. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19. Vi lascio adesso al nostro focus condotto da Angelo Gagliano, tutto dedicato a Lampedusa. Un buon pomeriggio.